Buongiorno da Sicilia 24, questi i nostri titoli di oggi. Sanità e appalti, Cuffaro non risponde al GIP ma rende dichiarazioni spontanee. Tra i protagonisti degli interrogatori preventivi anche il capogruppo della DC all'Ars Carmelo Pace, che invece risponde: non ho mai ricevuto soldi da nessuno. Studente tredicenne aggredisce la professoressa, convocati alla Don Milani di Palermo. I parenti prendono a calci e pugni i poliziotti, arrestati nonno e zia. Larimar si è suicidata, non hanno dubbi i periti della procura sul caso della quindicenne morta un anno fa a Piazza Armerina dopo una lite con le compagne di scuola. I genitori hanno sempre sostenuto la tesi dell'omicidio. Contrattacca Matilde Siracusano, sottosegretaria di Forza Italia, vittima di insulti sessisti via social. Io ho le spalle larghe, ha detto, ma ci sono donne che ne soffrono enormemente. La storia di Angelo, oggi ingegnere a Torino con il sogno di tornare a Catania, è uno dei 134.000 giovani che hanno lasciato il sud per studiare e lavorare. Calcio, il Catania Casarano per conservare il primato, rossazzurri con la stessa formazione e un dubbio a centrocampo. Appuntamento oggi dalle 14 con diretta stadio su Telecolor. Bentrovati, sanità e appalti. L'ex presidente della regione Cuffaro ieri non ha risposto al GIP ma ha reso dichiarazioni spontanee. Sentito anche il capogruppo della DC all'Ars Carmelo Pace, che invece ha dichiarato: non ho mai ricevuto soldi. Eva Spampinato. Siamo abituati i processi a farli nelle sedi naturali, non qua per strada con 50 microfoni messi in bocca. Gli avvocati di Totò Cuffaro rispondono stizziti al muro di giornalisti che li attende fuori dal Tribunale di Palermo, dove si è svolta l'ultima giornata di interrogatori preventivi in merito all'inchiesta su corruzione e appalti truccati in Sicilia. Una giornata ad alta tensione giudiziaria per l'ex presidente della regione Cuffaro, che davanti al GIP si è avvalso della facoltà di non rispondere ma ha rilasciato dichiarazioni spontanee, mentre la procura chiede per lui gli arresti domiciliari con le accuse di associazione per delinquere, corruzione e turbativa d'asta. La difesa contesta le basi dell'impianto accusatorio. Gli avvocati Montalbano e Di Benedetto parlano di intercettazioni trascritte male e giudicano inutilizzabile la relazione dei carabinieri del ROS contenente uno sfogo attribuito all'ex governatore, che però ne disconosce il contenuto. Nessuna dichiarazione su contenuto di atti processuali, di dichiarazioni, di comportamenti processuali. I legali hanno depositato una memoria per rispondere punto per punto alle accuse. Nel frattempo, davanti allo stesso GIP si è difeso anche Carmelo Pace, capogruppo della Democrazia Cristiana all'Ars, anche lui destinatario di una richiesta di arresto nell'ambito del presunto sistema Cuffaro. Pace nega ogni debito, mai ricevuto soldi da nessuno e in quella conversazione non c'ero, dice. Anche per lui la difesa contesta la principale intercettazione, sostenendo che la parola soldi non si senta affatto. Ora la decisione passa al GIP Carmen Salustro, chiamata a esprimersi sulle richieste di custodia cautelare. Una mozione di sfiducia all'Ars per tentare la strada di elezioni anticipate, la scelta fatta dal conclave delle opposizioni riunito a San Martino delle Scale. Sentiamo Manlio Viola. Una mozione di sfiducia per inchiodare il governo alle sue responsabilità. Dopo 2 giorni di ritiro in abbazia, le opposizioni scelgono di provare la strada che punta ad elezioni anticipate, anche se sanno bene che le probabilità di riuscita sono davvero poche. Servono almeno 36 voti, ma PD, 5 Stelle e Controcorrente ne contano solo 23. Nonostante ciò, il documento uscito dal conclave di San Martino delle Scale parla di opposizioni unite e pronte per governare, una mozione che ha uno scopo preciso. Far emergere quello che sono le responsabilità di questo governo di approssimazioni e di emergenze che non ha prodotto nulla per la Sicilia. Per questo le opposizioni lanciano un appello anche alla maggioranza per chiedere improbabili voti. Ci rivolgiamo a tutti e 70 deputati dell'Assemblea regionale siciliana. È ora di liberare la Sicilia da questo governo regionale disastroso. È fiducioso delle riuscite dopo di andare a governare Ismaele Lavardera, unico deputato del movimento Controcorrente. L'idea di avere firmato tutti insieme compattamente una mozione di sfiducia avendo una linea unica è un primo passaggio, un primo opportunità per creare un governo insieme. Diffuso il documento, dopo qualche ora si associano anche le segreterie politiche dei 3 partiti che concordano e rilanciano con un'azione congiunta a supporto della mozione, con la mobilitazione dei territori per sensibilizzare i siciliani.
Milani. In serata si aggiungono ai 23 voti i 3 di Sud Chiama Nord, ma Cateno De Luca fa salire il tono della provocazione. Voteremo questa inutile mozione, ma se siete convinti di quello che fate, dimettetevi tutti e 23 e vi seguiremo. A tutti risponde il capogruppo di Forza Italia Stefano Pellegrino, per il quale la montagna ha partorito il topolino. L'opposizione senza idee ha prodotto un documento e alcune dichiarazioni che sono buone soltanto per qualche reel sui social. Cambiamo argomento: violenza alla scuola Don Milani di Palermo. Uno studente aggredisce un professore spalleggiato dal nonno e dalla zia e deve così intervenire la polizia. Arrestati i 2 adulti che hanno colpito anche gli agenti. Il servizio. Prima l'aggressione all'insegnante da parte dello studente tredicenne, poi l'intervento di nonno e zia di 66 e 32 anni. Alla fine, a farne le spese dell'assurda violenza, anche 2 poliziotti intervenuti per riportare la calma. Per bloccare nonno e zia è stato necessario l'intervento di ben 3 volanti di polizia alla scuola Don Milani di Passaggio dei Picciotti, a ridosso del popolare quartiere di Brancaccio a Palermo. La giornata scolastica si è conclusa con i 2 familiari del ragazzo arrestati per lesioni e resistenza pubblica ufficiale, una porta della scuola sfondata e uno studente che certamente dovrà rispondere al consiglio scolastico del suo atteggiamento. In base alla ricostruzione dei fatti, il ragazzo, dopo l'aggressione all'insegnante, si trovava in presidenza e la dirigente scolastica aveva chiesto l'intervento della polizia. Proprio la presenza delle forze dell'ordine fuori dalla scuola avrebbe fatto andare in escandescenza i parenti del ragazzo, che al loro arrivo avrebbero letteralmente fatto irruzione in presidenza sfondando la porta. Ne sarebbe scaturita la colluttazione, durante la quale i poliziotti avrebbero chiesto rinforzi, all'arrivo dei quali scattava l'arresto. Sconvolto il corpo docente e anche molti familiari degli altri ragazzi. Restiamo a Palermo. Dentro una canna fumaria sul tetto di uno dei casermoni del quartiere Zen, i carabinieri hanno trovato 2 sacchetti con dentro cartucce e divise della polizia stradale. Nel terrazzo c'era un gruppo di ragazzi che non appena ha visto i militari è fuggito. Dentro la canna fumaria i militari hanno trovato 2 sacchetti in plastica. Uno conteneva 22 cartucce calibro 12 e l'altro 3 divise complete della polizia e stemmi della polizia stradale. Nel corso di altri controlli sono stati arrestati un 64enne che spacciava crack girando in bici e un 23enne che vendeva droga in piazza Don Bosco nei pressi di una scuola. Il GIP ha convalidato l'arresto. Il caso di Larimar, la quindicenne che un anno fa si tolse la vita a Piazza Armerina dopo la lite con alcune compagne di scuola. Adesso la perizia della procura conferma che si trattò di suicidio, diversamente da quanto i genitori hanno sempre sostenuto. Sentiamo. Il dolore della madre di Larimar non le ha mai consentito di poter accettare la verità, di poter credere che la figlia, 15 anni, bella, solare, impegnata nello sport e nella vita, campionessa di pallavolo con un promettente futuro agonistico, si fosse volontariamente uccisa. Eppure quello che è successo, e adesso lo conferma anche la perizia della Procura dei minori di Caltanissetta. Larimar si è suicidata. Gli esiti dell'esame autoptico effettuato sul corpo della ragazzina, trovata impiccata ad un albero nel giardino di casa, sono stati depositati sulla scrivania del procuratore Rocco Cosentino. Un gesto estremo da parte della giovane che quella maledetta mattina di novembre di un anno fa avrebbe avuto un'accesa lite con una compagna per la contesa di un ragazzo con cui chattava. I genitori di Larimar hanno sempre sostenuto la tesi dell'omicidio e su questa ipotesi di reato è stata aperta un'inchiesta dalla Procura di Enna che indaga anche per revenge porn, motivo per cui qualche settimana dopo la tragedia vennero sequestrati 12 cellulari. Larimar è una delle tante vittime di bullismo, cyberbullismo e violenza digitale, fenomeni dilaganti che possono sfociare anche in tragedie se le vittime non trovano il coraggio e la forza di mettere da parte la vergogna e denunciare. E a denunciare insulti sessisti via social è stata la sottosegretaria messinese Matilde Siracusano, da anni oggetto di insulti sessisti. Però, ha detto ai nostri microfoni, ho le spalle larghe, penso invece a tutte le ragazze e le donne che ne soffrono particolarmente. La sua denuncia al nostro microfono, appunto, il servizio di Francesco Triolo.
Ma è inaccettabile, ma che schifo è, ma dove stiamo arrivando? Ma non vi vergognate? Insulti pesanti, commenti sessisti sui profili social. La sottosegretaria Matilde Siracusano ha denunciato tutto con un video mostrando i messaggi che quotidianamente riceve, un'uscita la sua che ha scatenato tante reazioni, soprattutto legate all'utilizzo dei social network e che ha raccolto tanta solidarietà. È stato colto il messaggio. Io ieri ho utilizzato un tono piuttosto ironico per sdrammatizzare. Questa era una forma di aiuto verso quelle ragazze che invece soffrono terribilmente, perché io l'ho specificato, io ho le spalle larghe e sono abituata, perché da quando siedo in Parlamento subisco attacchi sessisti sui social continuamente, ma ci sono donne che soffrono enormemente, più vulnerabili. Ho raccolto testimonianze di ragazze che sono anche cadute in depressione, perché il primo pensiero che fai è colpa mia, ho sbagliato qualcosa, mi sono presentata male, mi sono truccata male, mi sono vestita in modo sbagliato per dare adito a questi commenti. Invece no, non è nostra la colpa è loro, cioè, quindi ho cercato di spersonalizzarla, o sono io o qualcun altro, l'attacco è uguale, perché ormai è diventato, ripeto, uno sport praticato quotidianamente nei confronti di tutti. Un messaggio, quello della Siracusano, che vuole essere anche di stimolo a denunciare, e allora intanto il consiglio è questo. E poi ogni tanto il contrattacco rafforza, che io contrattaccando ho sovvertito un po' lo schema, perché coloro che attaccano si sentono, scriveva oggi, c'era la Gramellini che ha scritto un bel pezzo, ha colto lo spio, si sentono ganzi, invece dopo il contrattacco diventano dei frustrati, degli sfigati, quindi reagire contrattaccando ogni tanto per noi stesse è psicologicamente efficace, perché ti dà forza, il contrattacco è uno strumento che ti dà forza. Prima di fermarci, una notizia dalle agenzie. La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Catania ha eseguito 2 provvedimenti con cui il Tribunale di Catania ha applicato misure di prevenzione sui patrimoni riconducibili a Orazio Salvatore Scuto, ritenuto esponente di spicco del clan Laudani attivo nell'Accese, che interessano beni per un valore di 2,1 milioni di euro. La sezione misure di prevenzione del Tribunale, accogliendo la richiesta della Procura di Catania con un primo provvedimento, ha disposto il sequestro di prevenzione della società Vetrans SRL di Aci Sant'Antonio, perché sarebbe risultata direttamente riconducibile a Scuto e finanziata con proventi derivanti dalle illecite poste in essere da sodalizio criminale. E adesso ci fermiamo, c'è una pausa e poi andremo a vedere come procedono le indagini per l'incendio delle ciminiere a Catania. A tra poco. Siamo tornati in studio a Catania. Un nucleo speciale dei Vigili del Fuoco di Palermo effettuerà dei rilievi particolari per contribuire alle indagini sull'incendio che ha distrutto l'auditorium delle ciminiere. Adelaide Barbagallo. Alle ciminiere di Catania arriva il nucleo investigativo dei Vigili del Fuoco di Palermo, detective che aiuteranno a comprendere cos'è che ha innescato l'incendio che ha divorato l'auditorium e alcune aree adiacenti e da dove sono partite le fiamme. Si indaga anche sul cantiere che stava svolgendo dei lavori di riqualificazione. Un dato sembra certo: nessuno volontariamente ha appiccato il fuoco. L'inchiesta aperta alla procura è per disastro colposo. Ingenti i danni, stimati in 17 milioni di euro. Una dolorosa ferita per la città. Il centro fieristico e museale di Viale Africa è uno dei più importanti interventi di rigenerazione di un'area industriale, nato dalle ex raffinerie di zolfo dell'Ottocento. Ad occuparsene fu il famoso architetto Giacomo Leone. Al tempo il figlio Giovanni era appena laureato. Quando mio padre cominciò a progettare le ciminiere, restai quasi stupito di questa sua idea di andare a cercare dei cutulisci per farne dei modelli, dei plastici, per realizzare questo grande auditorium. Nonostante io fossi giovane, appena laureato, mi sembrava quasi uno scherzo, una cosa particolarmente ardita. Il tetto era nero. Era coperto di lapilli lavici. Mio padre aveva chiesto che si andasse sull'Etna a recuperare dei piccoli lapilli in modo che il nero fosse materico, in modo che la presenza dell'Etna sul mare fosse tangibile. Ora bisogna raccogliere risorse e forze per il suo recupero. Martedì l'Ordine degli Architetti della provincia di Catania ha indetto una riunione aperta alla città perché la ricostruzione non sia solo un fatto tecnico.
Adesso vi raccontiamo il sogno di Angelo, oggi ingegnere a Torino, è uno dei 134.000 giovani che hanno lasciato il sud per studiare e per lavorare, ma il sogno vero è quello di ritornare a Catania e aprire la sua azienda. Lorena Dolci. Chiedetegli cosa gli manca di Catania, la risposta è una sola. Il mare direi. Angelo, 30 anni, è uno dei 134.000 studenti che, secondo l'ultimo report, affollano l'esercito dei cervelli in fuga. 10 anni fa ha lasciato la Sicilia, dalla laurea in ingegneria del cinema al Politecnico di Torino al lavoro in un'agenzia di comunicazione. Il passo è stato breve. Cervello in fuga, ma l'anima divisa in due. Nelle città dove viviamo ovviamente costruiamo la nostra routine, abbiamo ormai i nostri gruppi di persone a cui vogliamo bene, cioè delle famiglie appunto che ci siamo dovuti costruire e cercare, no? E per cui dobbiamo vivere, diciamo, questo dualismo tra scegliere tra il percorso che ci siamo costruiti al nord e poi il voler in qualche modo tornare invece alle amicizie, quelle proprio dell'infanzia o appunto alla famiglia. Oggi Angelo guarda con favore al movimento Il Diritto di Restare, che sabato a San Giovanni Gemini, in provincia di Agrigento, darà voce ai tanti che si vogliono rimettere in gioco, restituendo all'isola talenti, risorse e investimenti. Tra 10 anni mi vedo magari con un mio progetto tornato a Catania, e quindi magari con una mia azienda giù a Catania a fare quello per cui ho studiato fuori. E adesso ci fermiamo, c'è un'altra pausa e poi ci sarà il calcio. Cominceremo con il Catania che oggi è impegnato a Casarano. A tra poco. Siamo al calcio, il Catania oggi è a Casarano per conservare il primato in classifica. Le ultime le ascoltiamo subito da Marco Carli. Un primato solitario da difendere che a queste latitudini in Serie C mancava da 45 anni e in generale nei campionati Pro da 19. Un motivo in più per andare a Casarano e provare ad allungare la striscia positiva, per ora composta da 9 partite senza sconfitta, l'ultima battuta d'arresto a Cosenza. Contro il Catania avrà un avversario in crisi di risultati ma sempre propositivo come gioco. 5 sconfitte di fila, compresa la Coppa Italia, ma anche un avvio di stagione ultra positivo per una neopromossa che vale comunque 18 punti in classifica, conditi dal capocannoniere del girone Chiricò, vecchia conoscenza, che ha realizzato 9 gol e ha fornito 6 assist. Insomma, per dirla con Toscano, ogni partita è importante e questa vale tanto. La squadra in Puglia da giovedì sera ieri ha sostenuto la rifinitura vicino a Bari, mentre Loi è stato operato a Bologna per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, operazione perfettamente riuscita. Tornando alla partita, a centrocampo il vero ballottaggio con Corbari favorito su Quaini. Il mediano ex Entella ha colpito Toscano non solo per la qualità ma anche per il carattere e la disponibilità al sacrificio. Può partire dall'inizio anche perché Quaini di Tacchio sono in regime di diffida. In attacco Caturano avrà altri minuti per viaggiare verso il rendimento che vuole e i numeri che ha sempre mostrato. D'Ausilio dovrebbe essere ancora pronto a subentrare, anche se in settimana è stato provato come alternativa di Lunetta, che insieme a Cicerelli comporrà il duo di trequartisti alle spalle della punta. Sugli esterni sempre Casasola e Donnarumma, difesa confermata con Pieraccini, Di Gennaro e Celli davanti a Dini. Telecolor come sempre garantirà collegamenti con lo stadio, 3 ore live che cominceranno mezz'ora prima dell'inizio della partita e si concluderanno con le interviste ai protagonisti. Trasferte in Basilicata per le altre formazioni siciliane di Serie C. Siracusa impegnato oggi a Picerno, mentre il Trapani gioca domani a Potenza. Sergio Colosi. Potenza Trapani vale un posto nei play-off. Divise da una sola lunghezza, le due squadre avversarie domenica al Viviani puntano allo stesso obiettivo ma attraversano periodi di forma differenti. Granata reduci da 3 successi consecutivi, un triplo 2-1 contro Audace Cerignola, Crotone e Picerno, all'inseguimento di un piazzamento nella parte alta della classifica. Percorso inverso per un Potenza in crisi dopo una buona partenza. In settimana è cambiato
cambiato il direttore sportivo di Bari per De Vito. Il tecnico De Giorgio potrebbe essere ai saluti senza un cambio di rotta. Più certezze invece in casa Trapani, dove prestazioni e risultati hanno restituito fiducia al gruppo di Aronica dopo la precedente flessione. Assenti gli squalificati Benedetti, che sconta l'ultima di 4 giornate, e Di Noia fermato per un turno. Confermato il tridente Grandolfo, Fischnaller, Vasquez. Dalle 14.30 di oggi Siracusa in campo a Picerno, sfida salvezza incerta, azzurri senza punti in trasferta ma reduci da 2 vittorie negli ultimi 3 incontri. In caduta libera il Picerno, che non vince da un mese e mezzo, 29 settembre 2-1 al Foggia, scelte obbligate per Turati, 20 convocati, 7 gli assenti, Sciapole e Gudelevicius impegnati con la nazionale lituana Under 21 e gli infortunati Alma, Capanni, Di Paolo, Iobbe e Puzzone. Adesso al calcio a 5, vittoria in rimonta per Meta Catania, che batte 3-1 Mantova, portandosi a +3 sulla coppia di inseguitori Torino e Sala con Silina. Gli ospiti passano in vantaggio, poi salgono di ritmo, pareggiano con Turmena e ribaltano il risultato con Giulio Musumeci. Il tris arriva grazie a un'autorete di Cabeca. Nel finale Sacon sfiora il poker. E con questa notizia si chiude questa edizione di Sicilia 24. Grazie a tutti per averci seguito e buona giornata.